dello stadio di Jesolo. L'atleta con il miglior accredito, che è anche il capofila stagionale, è Davide Marchesi, Atletica Riccardi Milano, con 44, 43, 80, atleta che ha già indossato anche la maglia azzurra, allenato da Andrea Dragna e Andrea Previtali, anche il campione italiano indoor dei 5 km di marcia. Secondo miglior accredito di stagione è quello di Nicolas Fanelli dell'Amatori Cisternino con 44, 57 e 25. Ha vinto gli studenteschi quest'anno nei 3 km di marcia ed è giunto secondo agli indoor, sempre nei 3 km. Si chiude il primo giro per questa gara di marcia. Dai Luca! 4.34 il passaggio ai primi 1000 metri.
Abbiamo i migliori tempi della prima serie dei 2000 siepi allieve, prima serie vinta da Elisa Dal Piazza, Athletic Belluno 7:36,49 davanti a Gloria Busti della Bentegodi 7:57,92, terza Anna Patelli Bergamo 8:02,50, quarta a Quadro Pacera Anna Unione Giovanile Biella 8:04,46, al quinto posto Alice Civallero dell'Atletica Piemonte 8:08,41. Nella seconda serie la vincitrice, dunque la nuova campionessa italiana del 2000 siepi allieve, l'Atletica Clarina Trentino Linda Palumbo 7:09,21. Seconda posizione per Erika Fabiani dell'Axi Italia Atletica 7:17,34. In terza posizione Ludovica Cavalli della Trionfo Ligure 7:19,03. Al quarto posto Giulia Schick della Corpo Libero Athletics Team 7:22,92 e al quinto posto Arianna Locatelli della Processo Atletica 7:27,98. Hanno fatto letteralmente il vuoto dietro di loro i due protagonisti di questa gara delle siepi, i due atleti che avevamo anche annunciato, sono i due con i migliori accrediti, Davide Marchesi numero 188 e Nicolas Fanelli numero 181. Nel giavellotto nel frattempo abbiamo assistito all'ottimo 58,07 di Riccardo Favretto del team Treviso. Ricordiamo altro atleta tra i favoriti della gara e subito al primo lancio stacca il biglietto per la finale. Dai Luca, tieni! Dai Luca! Siamo alla premiazione dei 2000 siepi femminili. Premia la campionessa olimpica di Los Angeles 1994 Gabriella Dorio. All'ottavo posto con il tempo di 7:30,49 per il centro Olimpia di Atena Alice Testini. Settima con 7:30,43 per l'atletica Saluzzo Marta Griglio, che non c'è. E allora passiamo avanti, cioè al sesto posto con 7:30,09 per l'atletica Grosseto Giada Romano. Al quinto posto con il tempo di 7:27,98 per la Processo Atletica Arianna Locatelli. Quarta con 7:22,92 per il Corpo Libero Athletic Team Giulia Schick.
29.03 per Trionfo Ligure, Ludovica Cavalli. Seconda, con il tempo di 7.17.34 per l'Axi Italia Atletica, Erika Fabiani. Si laurea campionessa d'Italia 2016 con il tempo di 7.09.21 per l'Atletica Clarina Trentino, Linda Palumbo. Nel giavellotto in pedana Luca Cocco per l'Atletica Vicentina, gara che va un po' al rallentatore perché ovviamente i giavellottisti che prendono la rincorsa dalla pista devono attendere gli spazi opportuni per poter passare, intersecandosi ovviamente con i concorrenti della marcia. Nella gara di marcia è mutata la situazione, a guidare sempre l'atleta con il pettorale numero 181 Nicolas Fanelli, atleta 1999 dell'Amatori Cisternino, la società di Brindisi. Seconda posizione con il numero 188 il capofila stagionale della specialità Davide Marchesi, anche lui classe 1999, difende il colore dell'Atletica Riccardi di Milano, l'accredito suo 44 e 43. Listening to the sound of J.D. Lace. As I go to anywhere I fly, sometimes I believe, at times I wish you more. I can fly high, I can go low. Today I got a million tomorrow. Dai Luca! Dai Luca! Dai! Vai Luca! Sometimes I believe, at times I wish you more. I can fly high, I can go low. Today I got a million tomorrow. I don't know. Eccoli che si presentano ancora sul rettilineo i due atleti che formano la coppia di testa. A guidare sempre Nicolas Fanelli, lo segue come un'ombra Davide Marchesi. Mentre nel giavellotto abbiamo in pedana Mattia Zagotto, Atletica Vicentina, attualmente in terza posizione del gruppo con 53.02. Già sottolineato prima, c'è un atleta versatile, campione italiano cadetti allievi di salto in lungo, attualmente fermo per piccoli problemi fisici che lo metteranno presto in sesto naturalmente. L'ora si diletta nel giavellotto, non si migliora questo giro, rimane con 53.02 fatto in precedenza.
vai così, tieni, bravo! Dai Luca, popolare, vai! Vai Luca! Sono sempre insieme Fanelli e Marchesi, si presentano un'altra volta qui sul rettilineo quando siamo a quasi 20 minuti di gara. Fai la tua gara, non preoccuparti, marcia bene e fai la tua gara. Bravo Luca! Passaggio, mancheranno ancora 14 giri alla conclusione per loro due. Vai così, marcia bene, dai!
Allora, guidano sempre la gara il numero 181 Nicola Fanelli davanti al numero 188 Davide Marchesi. Poi in terza posizione con il numero 165 troviamo Alfonso Alberga, in quarta posizione il numero 192 Riccardo Orsoni e poi a seguire il numero 187 si tratta di Luca Magistri. Nel frattempo nel giavellotto abbiamo visto un buon lancio effettuato da Manuel Maldifassi, 51,43 per l'atleta dell'Atletica Gavirate, che lo pone in quarta posizione di questo secondo gruppo. Secondo gruppo che si sta concludendo per quanto riguarda il secondo turno di lanci con il lancio di Davide Sola. Mancano 12 giri alla conclusione per i due protagonisti, dunque è andata la prima metà di gara, sono in totale 25 i giri da percorrere, mancano ormai meno di 12 per la coppia di testa formata da Nicolas Fanelli e Davide Marchesi. Ora anche i tre inseguitori guidati Alfonso Alberga passano sul traguardo, anche per loro ancora 12 giri alla conclusione. Continua la qualificazione della pedana del giavellotto. È iniziato ora il terzo turno di lanci per quanto riguarda la qualificazione del giavellotto. Altro giro concluso per la coppia di testa Fanelli e Marchesi. Nel giavellotto nel frattempo Simone Silvestri si migliora con 51,07, si porta in quinta posizione del gruppo. Vado un attimo a dare un'occhiata ai risultati del primo gruppo, dove la sesta posizione era con 51,14, quindi sopra i 51 metri per il momento vuol dire essere in finale.
Si alternano al comando della gara di marcia per cercare di tenere alto il ritmo Nicolas Fanelli e Davide Marchesi. Fino a poco fa era al comando l'atleta della Riccardi di Milano. Marchesi ora si è riportato davanti ancora a Fanelli. Mentre ottima prestazione per Matteo Orian, che con 53,96 si porta in terza posizione del gruppo. Altro giro che si conclude per i due battistrada. Mancano 9 giri alla conclusione, 3600 metri di gara ancora. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di gara. Terza posizione sempre Alfonso Alberga, atleta dell'Acquaviva che guida il pelotoncino dei tre atleti, formato oltre che da lui dal numero 192 Riccardo Orsoni e dal numero 187 Luca Magistri. Allunga ora l'atleta della Riccardi. Davide Marchesi ha preso qualche metro di vantaggio nei confronti di Fanelli. Vediamo gli accrediti dei due atleti. Davide Marchesi 44, 43 e 80, Fanelli 44, 57, 25. Dunque il miglior accredito è quello di Marchesi, la portacolori della Riccardi, canottiera color verde, che in questo momento cerca di allungare ma si è riportato sotto Fanelli. JD Lace in the mix.
Ora 7 giri alla conclusione di questi 10.000 metri di marcia. Per la coppia di testa a guidare ora l'atleta della Riccardi, numero 188 Davide Marchesi, insieme a lui ancora Nicolas Fanelli, atleta che difende i colori dell'Amatori Cisternino. Dai Luca, bravo! Bravo Luca, dai! In questo momento è stato fermato dai giudici Nicolas Fanelli, l'atleta che si trovava in compagnia di Davide Marchesi. Dunque continua da sola la marcia dell'atleta della Riccardi Milano quando mancano 6 giri alla conclusione. Superati i 35 minuti di gara. In seconda posizione dovrebbe essere ora l'atleta con il numero 165 Alfonso Alberga, seguito dal numero 187 Luca Magistri. Dai Luca, dai, dai! Mancano ormai meno di 2 km alla conclusione per quanto riguarda la marcia 10.000 metri. Guida ora in solitaria Davide Marchesi, Riccardi Milano. So you
JD Legs. Dai Luca, dai! Vai, tieni! Allora lo diamo solo verbalmente, non abbiamo la grafica. I nomi dei 12 finalisti del giavellotto maschile, quindi attenzione, sono Simone Silvestri della Trieste Atletica, Amar Kasibovic Atletica Vicentina, Denis Martiniano Atletica Livorno, Simone Bonfanti Atletica Centotori Pavia, Cristian Frioteasa dell'Atletica Team Marche, Riccardo Favretto del Team Treviso, Mattia Zagotto Atletica Vicentina, Matteo Olian Risti del Green Venezia, Archeo Centruidov Atletica Nevi, Thomas Baldo Atletica Manignani Udine, Manuel Mandifassi Atletica Gavirate e Alessio Di Blasio Trieste Atletica. Questi i 12 finalisti del giavellotto. Ricordiamo finale prevista domani alle ore 15:50. Intanto mancano meno di 3 giri alla conclusione per quanto riguarda gli atleti al comando nella marcia. Ricordiamo che a guidare è sempre l'atleta della Riccardi, colori verdi della Riccardi di Milano, Davide Marchesi. Siamo ormai alle ultime fasi di gara per quanto riguarda questi 10.000 metri di marcia allievi, la gara che chiude questa prima giornata dei campionati italiani allievi allieve di Jesolo 2016.
Sempre Marchesi a guidare, in seconda posizione Orsoni e in terza posizione Magistri. Ed ecco il suono della campana, inizia l'ultimo giro per Davide Marchesi, Atletica Riccardi Milano. Capofila stagionale della specialità, in seconda posizione, con Petrolio numero 192, si trova Riccardo Orsoni, atleta di Piadena Oro nei 5 km cadetti lo scorso anno, allenato dall'ex cinquantista Roberto Cervi. Dai Luca, tieni duro, dai! Attenzione perché siamo ormai agli ultimi metri, le ultime fasi di gara ancora apertissima. In seconda posizione il numero 165 Alfonso Alberga, un gran finale per lui, ma resiste al comando Davide Marchesi. Ed è Davide Marchesi che si aggiudica la gara 10 km di marcia davanti ad Alfonso Alberga, l'atleta dell'Acqua Viva. Terza posizione Riccardo Orsoni, Petrolio 192, l'atleta del CUS Parma. E ora al quarto posto arriva anche Luca Magistri, l'atleta delle Fiamme Gialle Simoni. Dunque la vittoria più che meritata per l'atleta della Riccardi Milano, che aveva condotto gran parte della gara al comando fino alle prime battute insieme a Nicolas Fanelli che poi è stato fermato dai giudici. Dunque vince la gara Davide Marchesi della Riccardi Milano davanti ad Alfonso Alberga dell'Amatori Acquaviva, e in terza posizione Riccardo Orsoni del Cusparma. Diciamo che appena terminata la gara effettueremo subito la premiazione di quest'ultima gara della prima giornata. Poi l'appuntamento per la giornata di domani alle ore 9, quando inizierà la qualificazione del peso allieve. Sempre alle ore 9 avremo la finale del martello allievi e inizieranno anche le batterie dei 200 allievi. Continuano gli arrivi degli atleti che hanno preso parte a questa 10 km di marcia dei campionati italiani allievi.
Continuano gli arrivi quando siamo quasi alla soglia dei 50 minuti di gara. Superati ora i 50 minuti di gara per gli atleti che ancora devono concludere la prova.